25 kg di cocaina a casa di un sessantenne lampedusano, operazione Panaro e operazione Sottoveste. I primi mesi di attività del sindaco di Porto Empedocle Martello. Brandara chiama i colleghi primi cittadini per dire no alla discarica di rifiuti speciali. Il sindaco di Agrigento Miccichè inizia la guerra contro gli sporcaccioni. Presentato il libro di Felice Cavallaro su Francesca Morvillo, continua il master di scrittura degli scrittori. Premi alle eccellenze agrigentine. Oggi la conferenza stampa di presentazione dell'evento che quest'anno ricorderà anche l'imprenditore Totò Moncada. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di un arresto particolare che è avvenuto a Lampedusa. La maggiore delle Pelagie si conferma oggi come una delle maggiori piazze di spaccio di cocaina dell'intera Sicilia, una realtà in cui la sostanza viene venduta mediamente a prezzi più alti rispetto alle altre piazze siciliane, questo per via della grande domanda di stupefacenti in un territorio così piccolo, soprattutto nel periodo estivo, quando l'isola viene invasa da migliaia di turisti. Lo ha detto il procuratore capo di Agrigento facente funzioni Salvatore Vella, che ha definito ottimo il lavoro e il controllo del territorio svolto dai militari dell'Arma di Lampedusa e della Compagnia di Agrigento. I carabinieri, coordinati dal maggiore Marco La Rovere a capo della Compagnia di Agrigento, da qualche giorno si erano accorti, è stato ricostruito dalla procura, di un anomalo via vai di persone dall'abitazione di Ignazio Umberto Blandina, sessantenne lampedusano, che era anche sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. È stato deciso dunque un controllo mirato e poi una perquisizione ed è stata trovata in casa sua della cocaina, ben 24 kg, ma anche i belloncini e del denaro contante. Il GIP, ritenendo il grave pericolo che l'indagato potesse continuare l'illecita attività di spaccio, ha disposto la custodia cautelare in carcere, per come richiesto dal PM Gianluca Caputo. La parte più difficile dell'indagine, dopo la brillante operazione, sta nel comprendere dove Blandina si sia approvvigionato, tenuto conto che quasi 25 kg di cocaina non si reperiscono con estrema facilità se non si è ben inseriti nei meccanismi di rilievo che sono alla base del grande traffico di droga. Facile tuttavia intuire che Blandina avesse fatto la scorta per soddisfare la clientela certa e sempre più numerosa che a Lampedusa trascorre le vacanze, così come è facile intuire che con il sequestro odierno della cocaina è stata quasi azzerata la riserva di polvere bianca riservata all'isola e che inevitabilmente dovrà essere rimpiazzata in tempi brevissimi per non perdere la lucrosa occasione di guadagno illecito. Di sicuro i precedenti penali specifici dell'odierno indagato non sembrano di grande rilievo. Nel 2004 venne arrestato per aver incendiato l'auto dell'allora sindaco di Lampedusa, nel 2016 per detenzione di 10 kg di cocaina e ulteriori episodi di spaccio. Adesso, con quasi 25 kg di cocaina a casa, la situazione sembra essere mutata. Spacciavano dal balcone di casa col paniere, 3 arresti a Palermo, da qui il nome in codice dell'operazione Panaro. I dettagli nel servizio. Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti tra Bocca di Falco e Monreale nel Palermitano. Alle prime ore di questa mattina i carabinieri della Compagnia di Monreale hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, 3 arrestati in carcere ed 1 sottoposto ad obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Palermo nel corso delle indagini preliminari su richiesta della procura è denominato Operazione Panaro, è frutto di un'attività investigativa condotta dai carabinieri di Monreale tra l'agosto e il dicembre del 2020. È stato così possibile acquisire un grave quadro indiziario a carico degli indagati che, secondo quanto emerge, avrebbero venduto al dettaglio sostanze stupefacenti.
Nelle aree poc'anzi citate, gli acquirenti verso cui era rivolta l'attività di spaccio sarebbero provenuti anche da altre province siciliane. Bastava insomma un appuntamento telefonico, immediata sarebbe stata la consegna a domicilio o il ritiro direttamente all'abitazione degli indagati. Lì lo scambio tra denaro e stupefacenti avveniva grazie ad un panaro, ovvero mediante un cesto calato giù dal balcone, da qui il nome dell'operazione. Questa modalità era scelta e infine utilizzata per eludere controlli. Lo spaccio delle cosiddette droghe pesanti, nello specifico cocaina e crack, sarebbe stata così la principale fonte di sostentamento per le famiglie degli indagati. Le attività di stoccaggio, lavorazione e spaccio sarebbero avvenute anche con il concorso di due delle mogli degli indagati che, pur indagate nel procedimento, non sono state destinatarie di provvedimenti cautelari nelle loro abitazioni, dove vivevano anche con i figli minorenni, case che secondo chi indaga sarebbero state utilizzate come laboratori per cucinare e basare la cocaina per la produzione del crack. I proventi del fiorente giro d'affari, stimato in circa 100.000 euro su base annua, sarebbero stati utilizzati anche per garantire il sostentamento dei familiari degli indagati nel corso dei loro periodi di detenzione e per il pagamento delle spese legali. Inoltre, durante il periodo delle indagini, tutti i nuclei familiari degli indagati percepivano il reddito di cittadinanza. Nel corso dell'attività sono già state arrestate in flagranza di reato 4 persone, 7 assuntori sono stati segnalati alla locale prefettura, mentre sono state sequestrate circa 150 dosi di stupefacente. E di 4 feriti, di cui uno grave. Il bilancio di un spaventoso incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 115 in territorio di Palma di Montechiaro, tra la prima e la seconda galleria in direzione Agrigento. A scontrarsi, per causa ancora in corso di accertamento, 2 automobili, una Fiat 500 finita fuori strada e una Peugeot 108. 3 dei feriti sono stati soccorsi dal personale medico e trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Le condizioni del quarto ferito invece sono apparse più critiche, per questo è stato fatto atterrare un elisoccorso che è partito immediatamente alla volta dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sul posto gli agenti della polizia stradale si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico ha avuto dei rallentamenti. Operazione sottoveste della Guardia di Finanza di Palermo, imprenditori di grandi marchi a disposizione dei boss, 7 misure cautelari sequestrate, 5 società di abbigliamento e 13 punti vendita. Vediamo. Al boss Giuseppe Calvaruso diceva: amico mio, e gli ripeteva: sono a tua disposizione. L'imprenditore Cesare Ciulla, 61 anni, il rampante patrone di una notissima catena di negozi, Essian, che si occupa di abbigliamento e accessori, è stato arrestato questa mattina dai finanzieri. Pesante l'accusa che gli viene contestata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, concorso esterno in associazione mafiosa. Ciulla viene considerato particolarmente vicino a un mafioso di vertice del mandamento di Pagliarelli. Giuseppe Calvaruso è il boss manager che l'anno scorso era stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo al ritorno dal Brasile. L'imprenditore avrebbe avuto le stesse pericolose relazioni con Salvino Sorrentino, altro mafioso di peso del clan. Il procuratore aggiunto Paolo Guido, il coordinatore della DDA, e i sostituti Dario Scaletta e Federica Lachioma parlano di imprenditore a disposizione. Nel loro atto d'accusa, Ciulla avrebbe offerto al boss Calvaruso spunti e contatti per nuovi affari. L'indagine della GICO della Guardia di Finanza ha scoperto che Ciulla e Calvaruso sarebbero stati pure soci nella Intimoda Group SRL, che gestisce un punto vendita con insegna Yamamai all'interno del centro commerciale Concadoro. Per questa ragione è scattata una misura cautelare in carcere pure per il boss, che adesso è indagato per intestazione fittizia aggravata. Ai domiciliari sono andati il fratello di Cesare Ciulla, Diego, la sorella di Calvaruso, Giovanna, anche loro indagati per intestazione fittizia,
edilizia, stesso reato contestato a Samuele Anzalone, Stefano Ganci e Pietro Castagna, tutti ritenuti prestanome di Cesare Ciulla. Per loro è scattata una misura interdittiva per 1 anno, non potranno esercitare l'attività imprenditoriale. Il GIP Walter Turturice ha disposto poi il sequestro di 5 società e di 13 punti vendita. 1.000 euro gliel'ho dato a lui e 1.000 euro a quello, non che gliel'ho dati. Ora va a colloquio e gliele do, perché 500 euro glieli ho dati la settimana passata, perché quando fai il colloquio glieli devo dare almeno 1.000 euro. Aspetta, ho lavorato e non ho lavorato, pure per dire, dice questa settimana liscio, sempre, e 2 colloqui sono 2.000 euro. Sto facendo comprare il residence, dandone a me la gestione. Il fatto è questo: 1 euro non lo voglio sulla compravendita, però me lo deve dare in gestione. Contratto quello commerciale per 12 anni, con diritto di operazione, se lui un domani lo deve vendere. Individuare gli imprenditori collusi costituisce il livello superiore delle investigazioni antimafia, dice il colonnello Gianluca Angelini, il comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. È il salto di qualità indispensabile per colpire il cuore degli interessi economici di Cosa Nostra, contrastando i tentativi di infiltrazione nel mercato legale basati su rapporti malati con operatori commerciali senza scrupoli, interessati a patti di reciproca convenienza che hanno l'effetto concreto e perverso di rafforzare la capacità del sodalizio mafioso di condizionare e inquinare il sistema produttivo. Ciulla era già stato in carcere nel suo passato, c'è una condanna a 10 anni per droga. Uscito dal carcere, l'imprenditore era riuscito a costruire un impero economico. L'anno scorso invece era finito nei guai per la bancarotta di una delle sue società. Il colonnello Angelini ricorda le parole di Paolo Borsellino: oggi più che mai è vivo e oltremodo attuale il suo insegnamento, quando ci ricordava come la lotta alla mafia deve essere prima di tutto un movimento culturale che si oppone al compromesso morale, all'indifferenza, alla contiguità e quindi alla complicità. Il messaggio deve essere chiaro: fare affari cercando o accettando l'appoggio della mafia è una scelta perdente oltre che criminale. Dalle indagini è emerso che Ciulla avrebbe affidato a Calvaruso delle commesse per fare lavori di ristrutturazione all'interno dei suoi negozi. Amico mio, che aveva un bel po' di negozi da fare, mi ha detto: fammeli tu i negozi. Gli ho detto: deve essere per forza? Sì, dice, me li devi fare tu i negozi. Ho detto: va bene, e devo apportarti questi 10 negozi. Io per quello che posso fare, a disposizione. Ti posso mandare cioè, se ce li hai, 1.500 euro. Mi recupero come capita, non ti preoccupare. E poi gli avrebbe passato somme di denaro per l'assistenza dei carcerati del clan di Pagliarelli. Per il boss e l'imprenditore aveva sempre un occhio di riguardo in cella e gli fece avere pure un costoso paio di scarpe. Sì, ti lui ha ripetuto le scarpe, e ci teneva, ci teneva, tanti guarda. Ho subito di ripetuto. 3,28. Cioè, vengono, cosa c'è il mondo? Non c'è. Prendi il cazzo non sono perché hanno per giornaledi. No, non ti preoccupare, tanto ci sono, belle, tutte vere. E assunse pure sua sorella in una delle società del gruppo, in tal modo assicurando una stabile fonte di finanziamento ai familiari della reggente. I primi mesi di attività amministrativa del sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, segnati dalla stabilizzazione dei precari e da finanziamenti alla città. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sindaco, 8 mesi sono trascorsi dalla sua elezione, tante le novità, in un momento tra l'altro che Porto Empedocle si apre anche alla stagione estiva con l'organizzazione di tanti eventi, un consuntivo e qualche novità anche in merito al suo lavoro di sindaco. Sì, come hai detto sono già trascorsi 8 mesi e il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo è stato un lavoro immane visto le difficoltà in cui versava questo comune. Abbiamo affrontato come prime emergenze tutta una serie di iniziative che hanno visto il nostro territorio interessato dopo le piogge della fine dell'anno che lo hanno quasi devastato e quindi ci siamo impegnati nel cercare di ripristinare alcune strutture che erano andate giù. Infatti abbiamo avuto il finanziamento di 1,5 milioni di euro per quanto riguarda la strada statale, per così dire la curva Capizzi, 1 milione di euro per il consolidamento del costone della strada Garibaldi
e 1 milione di euro per rendere finalmente percorribile e degna di essere chiamata strada per la San Calogero napoletano. Abbiamo anche mandato in gara il completamento della via Roma per 1.100.000 euro, che vedrà la pavimentazione e il completamento fino ad arrivare alla fine della scuola Pirandello. Però uno degli atti più importanti che porteremo in giunta in queste settimane riguarda la procedura per la stabilizzazione dei precari. Abbiamo infatti avviato il procedimento per la stabilizzazione dei precari, personale che da tempo in questo comune svolge funzioni importanti e che purtroppo per diversi anni per numerosi anni è stato, come dire, messo da canto e hanno avuto nel corso degli anni mortificata quella che è la loro dignità lavorativa. Finalmente avviamo questo procedimento per ridare dignità ai lavoratori che in questo periodo e negli anni passati hanno dato molto a questo comune. Manderemo in gara molto probabilmente nelle prossime settimane anche le opere di urbanizzazione di Contrada Ciuccava, un quartiere che per diversi anni, anzi per quasi un decennio, ha subito, come dire, è stata messa nel dimenticatoio e che si ritrova con delle strade che sono da terzo mondo. Quindi nelle prossime settimane manderemo in gara, come abbiamo detto, per l'urbanizzazione di Ciuccava, per ridare dignità ad un quartiere che merita di essere riqualificato e messo a disposizione della città. È chiaro che per quanto riguarda questo periodo, questi 2 mesi per quanto riguarda l'estate, ci siamo già messi in moto ed abbiamo stelato un programma che uscirà nei prossimi giorni per fare in modo che la gente riacquisti quella libertà che nel corso degli anni è stata, come dire, dimenticata anche per colpa della pandemia. È chiaro che si tratterà di manifestazioni che faranno il conto anche con un incremento dell'indice di contagio che sta per risalire, però stiamo affrontando tutti i mezzi necessari per farle svolgere in sicurezza. Speriamo, che tutto si svolga nel miglior modo e che dia alla città finalmente la voglia di tornare in piazza, di aggregarsi e di socializzare. No alla discarica di rifiuti speciali a Grotticella, a Naro. I sindaci si oppongono. Arturo Cantella. I sindaci dei comuni di Naro, Maria Grazia Brandara, di Castrofilippo, Antonio Francesco Badalamenti e di Canicattì, Vincenzo Corbo, si sono riuniti presso il Palazzo Municipale della Fulgentissima a Naro per ribadire il proprio fermo no al paventato progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in contrada Iazzo Vecchio, meglio denominata come Grotticelle, in territorio di Naro, ma a brevissima distanza da 2 centri urbani. L'incontro è stato voluto dai primi cittadini anche alla presenza dei tecnici comunali e dei comitati del no discarica e della rete civica della salute. È stato propedeutico alla partecipazione degli amministratori alla conferenza dei servizi prevista per il prossimo 15 luglio a Palermo presso l'assessorato regionale all'energia e ai rifiuti. In particolare gli amministratori sono preoccupati per il rilevante impatto che la discarica avrebbe non solo sul paesaggio, irrimediabilmente sconvolto e modificato, ma anche e soprattutto per il danno che si andrebbe a provocare a numerose aziende che operano nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica, oltre che nel campo del recupero particolari razze caprine autoctone come la capra giurgintana. L'insediamento della discarica comprometterebbe inoltre la particolare vocazione turistica del territorio. Diverse aziende agrituristiche ricettive dei comuni di Naro, Canicattì e Castrofilippo hanno infatti negli ultimi anni investito per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e agropastorale, quindi è facile intuire il danno che subirebbero dal passaggio dei mezzi per conferire rifiuti e dalla discarica stessa. I sindaci evidenziano inoltre come la presenza di una reggia trazzera ex demaniale di origine borbonica infine rende particolarmente preziosa questa porzione di territorio, collegando il centro medievale di Naro con l'importantissimo sito di Contrada Vito Soldano, oggetto di recente attività di valorizzazione e in cui a breve, a quanto pare, verrà aperto un importante antiquarium. Il timore che l'impianto possa incidere negativamente sul costituendo ecomuseo del bacino del fiume Naro. L'isola ecologica in contrada Fondacazzo ad Agrigento, trasformata in discarica dagli incivili che gettano sacchi
che diventano cumuli di indifferenziato e lo lasciano a marcire. Il sindaco di Agrigento, Franco Micichè, metterà in pratica delle soluzioni estreme nella lotta agli sporcaccioni. Vediamo. Sindaco, approfittiamo della sua presenza perché in questi giorni numerose, tantissime lamentele per la discarica di Fondacazzo. Ecco, cosa fa il Comune per cercare di arginare un posto che sicuramente è in antitesi con Agrigento, capitale della cultura? Sì, hai colto nel centro, è in antitesi con tutto quello che si vuole fare per Agrigento. Noi abbiamo serissime difficoltà, si fa la bonifica quasi settimanalmente, ma purtroppo gli incivili durante le ore notturne la utilizzano proprio come discarica, perché poi non si può entrare dentro l'isola ecologica. I provvedimenti che abbiamo intrapreso immediatamente nell'acquisto un sistema di videosorveglianza, che finalmente possiamo vedere, capire quello che succede durante le ore notturne e poter scongiurare questo scempio. Per il resto poi si stanno organizzando anche altre isole ecologiche, vediamo dove poter trovare i siti per far sì che magari si possa smaltire in maniera più dinamica e più capillare questi rifiuti. Appalti e lavori avviati dal Genio Civile, 8 interventi per ridurre l'emergenza idrogeologica. Arturo Cantella. Importanti provvedimenti per l'emergenza idrogeologica. Al via i lavori progettati e appaltati dal Genio Civile di Agrigento per la manutenzione di 8 corsi d'acqua che attraversano il territorio della nostra provincia. I nuovi interventi sulla rete fluviale finanziati dal governo Musumeci per un importo complessivo di oltre 2,5 milioni di euro sono stati appaltati dal Genio Civile di Agrigento, diretto dall'architetto Rino Lamendola, con procedure aperte, e saranno immediatamente consegnate alle 8 imprese aggiudicatarie che apriranno i rispettivi cantieri nei prossimi giorni con l'obiettivo di completare i lavori prima dell'anno e che arrivano le piogge autunnali. In particolare gli interventi riguardano la manutenzione del fiume Mera Meridionale nella zona di Licata, nel fiume Ipsas tra Grotte e Agrigento, del vallone Cannatello ad Agrigento, del canale Fiume Vecchio a Licata, dei torrenti Consalamone di Sciacca, Finocchio e Femmina Morta di Menfi e infine 2 nuovi tratti dei torrenti della Palma e Mollarella nella zona di Licata. Siamo orgogliosi di offrire ancora una volta il nostro contributo tecnico, afferma il capo del Genio Civile di Agrigento Rino Lamendola, al fine di continuare a alimentare la notevole campagna promossa dalla Regione negli ultimi anni per la riduzione del rischio idrogeologico del territorio campagna nella provincia di Agrigento. Ha già fatto registrare fra l'anno 2020 e il 2021 una serie di interventi per la manutenzione di ben 23 corsi d'acqua. Tra questi ricordiamo la manutenzione dei fiumi Verdura nella zona di Naro, Salso, Torrenti Carellettina, Cavarretto, Mirabile, Femmina Morta, nella zona di Aragona, Cantarelle, Coda di Volpe, Mollarella, Della Palma, La Manca Safarella, Burraitotto, Cangemi, Bella Pietra e Carabollaccia Sciacca. Procedono senza sosta le operazioni di demolizione delle baracche a Messina. In questi giorni non è mancata la tensione. Circa 30 famiglie che risiedono ancora in alcune casette che dovranno essere demolite a breve contestano le operazioni. Vediamo. I punti sono sostanzialmente 2, quello dei lavori di demolizione e quello dell'assegnazione degli alloggi. Per quanto riguarda i lavori di demolizione, ovviamente i cittadini, soprattutto quelli che vivono a ridosso delle casette, delle baracche che dovranno essere demolite, hanno rappresentato la loro preoccupazione. Dico, su questo le maestranze hanno dato tutte le loro rassicurazioni che verranno ovviamente svolti i lavori a regola d'arte, quindi speriamo ovviamente che tutto si svolga nel miglior modo possibile e che ovviamente si bonifichi prima possibile tutta l'area. L'altro aspetto ovviamente importante e diverso da quello della demolizione è quello dell'assegnazione degli alloggi. Ovviamente qui ci sono, se non erro, 31 famiglie che ancora vivono in questa baraccopoli di Camaro Sottomontagna, che ovviamente attendono delle risposte, attendono tra virgolette delle certezze. Da parte mia
Ho cercato in questi giorni, ma l'ho fatto anche ovviamente nel passato, ma intensificandolo soprattutto in questi giorni, cercando di interloquire in maniera istituzionale, dico sia con la Prefettura e sia con Arisme. Per quanto riguarda la Prefettura ho chiesto un incontro, dico in presenza anche di Arisme, ecco, spero di avere prima possibile un riscontro, già un primo contatto comunque c'è stato, e poi dico prossima settimana Arisme è stata abbastanza disponibile, quindi la ringrazio per un incontro, quindi insieme a me, a qualche rappresentante anche qualche residente, proprio per cercare di dare tutte le delucidazioni e tutte le rassicurazioni per quella che speriamo sia un'opera di bonifica e di risanamento, quantomeno ecco, di questa zona, ma ovviamente ci sono anche tutte le altre, che si svolga prima possibile, perché ovviamente i cittadini attendono risposte. Alcuni ovviamente, sapendo anche di dover affrontare il periodo estivo, cercano di sapere se dovranno fare dei lavori all'interno perché ancora i tempi sono lunghi, oppure se i tempi sono imminenti per la consegna di un alloggio. Ecco, chiedono soprattutto chiarezza e chiedono soprattutto risposte da parte dei soggetti competenti. Perché non procedere con l'assegnazione a tutti gli aventi diritto e poi man mano con questi interventi di demolizione? Ecco, forse non ha funzionato qualcosa nella macchina, forse è mancato qualche passaggio, perché sarebbe stato forse più logico. Sì, dico, sotto questo punto di vista, personalmente ritengo che non sia il massimo sbaraccare, al di là, per carità, delle rassicurazioni che come dicevo poc'anzi le maestranze hanno dato sull'esecuzione dei lavori di sbaraccamento. Dico, non è il massimo, certamente con delle famiglie che ancora vivono accanto nelle loro casette, nelle loro dignitosissime, perché ovviamente sono persone che hanno una grande dignità, sono persone alcune sono persone in grande difficoltà, ed è per questo che ogni giorno cercano di avere rassicurazioni. Dico, quello che è stato fatto, ahimè, ormai è stato fatto. Come dicevamo poco fa, ecco, la cosa importante oggi è un'altra, secondo me. La cosa importante è oggi dare quanto prima delle risposte, delle rassicurazioni a delle persone che ad oggi, a distanza di tantissimo tempo, vivono ancora in uno stato di perenne incertezza, perché se ancora oggi molti residenti non sanno se devono aspettare un giorno piuttosto che aspettare un mese, che aspettare 5 mesi, ecco, sicuramente è una situazione di grande disagio che stanno sicuramente provando. Siccità. Il quadro che studiosi ed esperti prevedono non è affatto incoraggiante. Del problema siccità e di come preservare l'acqua se ne è parlato nel corso di un incontro che la Coldiretti ha organizzato a Palermo. L'obiettivo, abbastanza schematico e lineare, è raccogliere l'acqua quando piove, conservarla e distribuirla durante i mesi di siccità. Un concetto semplice che alla luce dei cambiamenti climatici deve essere attuato al più presto per evitare di peggiorare la già tragica situazione. Coldiretti propone che i consorzi di bonifica commissariati da quasi 30 anni siano riformati con il ritorno all'autogoverno degli agricoltori. Vediamo. Sicuramente il problema della siccità oggi è un problema importantissimo, anche perché ne va della nostra biodiversità e dell'economia agricola siciliana. Le soluzioni sono molteplici, sicuramente oggi abbiamo bisogno di trovarla, perché il problema delle bonifiche ormai da troppi anni lo definiamo un problema, ma quando si incancrenisce così tanto non è più un problema ma diventa una condizione, e a questa condizione non si può più fare agricoltura, che vuol dire comunque fare turismo, fare comunicazione, fare export e mettere in gioco la vita di tantissimi giovani agricoltori che dell'agricoltura hanno fatto il loro più importante baluardo. Il tema dell'incontro di oggi è il commissariamento dei consorzi di bonifica. Il tema di oggi è appunto una situazione che ormai da troppi anni va avanti. Chiediamo una soluzione che sia adeguata affinché gli agricoltori non debbano pagare costi esagerati per quanto riguarda la gestione dei consorzi di bonifica, e tutti quanti possano avere l'acqua all'interno delle proprie aziende.
La soluzione sarebbe di far tornare indietro il clima a 50 anni fa, 100 anni fa, e poi come sempre qualche problema c'è sempre stato, troppo caldo, troppo freddo, ma quello è la norma. Adesso questa norma sta diventando più pesante perché i fenomeni diventano più estremi e quelli più estremi diventano più frequenti, e questo paradossalmente vale sia per la siccità sia per le alluvioni, quindi tutto diventa estremo e irregolare. E tutto questo in realtà per un aumento della temperatura del pianeta fra 1 grado e 1,5 gradi. Quando si parla di cercare di fermarlo a 2,5, significa che nei prossimi anni probabilmente prima che si riesca, e io spero che si riesca, a invertire la tendenza e il percorso, avremo ancora davanti degli anni in cui dovremo affrontare dei problemi molto difficili. Uno di questi, ma solo uno di questi, è quello dell'acqua, che già in molti 10 anni fa, 20 anni fa, dicevamo: guardate che il problema non è l'oro nero, cioè il petrolio, ma è l'oro blu, che è l'acqua. I problemi si faranno le guerre, spero di no, ma si faranno le guerre per l'acqua e non più per il petrolio, e mi sa che ci stiamo avviando su quella strada. Quindi nei prossimi anni potrebbe esserci, secondo lei, ma secondo anche un po' tutti gli esperti, un problema proprio legato all'acqua, non solo in Sicilia ma anche in altre regioni d'Italia? Sì, sicuramente. Non sarà uguale per tutti, perché questo cambiamento climatico non è uniforme. Alcune zone saranno addirittura più fredde, altre saranno più calde, alcune saranno più piovose, altre meno. L'Italia, in una prospettiva, linee di pensiero, potrebbe essere nella fascia in cui ci saranno meno piogge o saranno molto più irregolari, che significa non poter fare una programmazione, soprattutto per l'agricoltura. Di questo sicuramente oggi si parla. L'azienda agricola Geva dei fratelli Vita al centro della viticoltura internazionale. Arturo Cantella. L'azienda agricola Geva dei fratelli Giuseppe, Emanuele e Andrea Vita si conferma leader del comparto uva da tavola, mantenendo alta l'attenzione sulla ricerca, l'innovazione e la sostenibilità del comparto. Lo scorso 28 giugno in azienda si sono svolti degli incontri tecnici di notevole rilevanza scientifica. L'azienda ha avuto il piacere di ricevere la Commissione Italiana Uva da Tavola, di cui Emanuele Vita ne è il consigliere nazionale. Per quanto riguarda la Commissione Uva da Tavola erano presenti anche Lorenzo Diomede, project manager della CUT, Stefano Borraci, vicepresidente CUT, e 2 consiglieri dell'associazione, Michelangelo Stolfo e Francesco Mazzone. Hanno partecipato all'incontro anche il professore Rosario Di Lorenzo, professore di viticoltura da tavola dell'Università degli Studi di Palermo, Oscar Salgado, agronomo cileno, riferimento internazionale dell'uva da tavola, e altri tecnici provenienti dal Messico, dall'Argentina e dal Sudafrica. L'azienda inoltre ha invitato tecnici e imprenditori agricoli del luogo per condividere le proprie esperienze e favorire un confronto proficuo tra realtà molto diverse tra loro. L'incontro si è basato sul confronto tra le esigenze dei produttori e degli esportatori di uva da tavola in un mercato sempre più rivolto alle uve senza i semi, con tecniche di coltivazione e commercializzazione diverse da quelli tradizionali. Ai fratelli Vita piace sottolineare come Favara e la provincia intera di Agrigento continua la sua lunga storia della viticoltura che dura ormai da secoli. Pertanto per i fratelli Vita della Geva riuscire a fare ciò partendo dalla nostra provincia ci fa ben sperare. Con impegno e dedizione l'agricoltura siciliana può e deve avere un ruolo fondamentale nell'indotto dell'uva da tavola internazionale. Sospesi i lavori sull'autostrada Messina-Catania, fermo il cantiere di Roccalumere. I lavoratori hanno infatti incrociato le braccia dopo che la ditta che si è aggiudicata l'appalto, la Tosappalti, che attende da mesi dal Consorzio per le Autostrade Siciliane il pagamento di diversi stati d'avanzamento dei lavori, ha comunicato loro che non potrà più far fronte a ulteriori anticipi di cassa per pagare stipendi e fornitori. Le interviste.
Alessandro Tarisi, capo cantiere della Tosa Appalti. Qui sull'autostrada siamo all'altezza di Itala, avete bloccato i lavori perché la regione non paga, è una situazione insostenibile. Certamente, siccome non paga l'impresa non può mantenere i mezzi e l'operaio. Una manifestazione che avete iniziato oggi, che proseguirete anche nei prossimi giorni? Certamente, se non ci saranno notizie degli avvenuti pagamenti, noi rimaniamo fermi. I lavori che state seguendo qui sono lavori importanti di rifacimento del manto dell'autostrada, questo è un quadrante dell'autostrada, proseguirete anche su altri tratti e poi c'è anche la 20 Messina-Palermo. Certamente ancora abbiamo da fare la 20 che è un'altra bretella importante della regione Sicilia e anche questa della 18 che è importantissima e siamo alla fine dei lavori. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. In sella al suo scooter si è trovato lungo la strada una pecora sbucata all'improvviso e la investe. Un 47enne di Siculiana è finito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con traumi sparsi in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo contrada Balate in territorio di Siculiana. L'ovino è invece deceduto subito dopo il violento impatto. La pecora sarebbe scappata scavalcando un recinto nei pressi della strada. Il motociclista, forse anche a causa del buio e della strada poco illuminata, non si è accorto dell'animale, non riuscendolo a schivare. Dopo lo scontro il 47enne è caduto sul selciato riportando traumi sparsi. Storia di un amore in tempo di guerra è il titolo del libro di Felice Cavallaro, giornalista e ideatore della Strada degli Scrittori. Si tratta di un romanzo, racconta di un amore in tempo di guerra, l'odiosa guerra di mafia. Al centro la figura di Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone. Il servizio di Eugenio Cairone. Storia di un amore in tempo di guerra, un libro che sa di riscatto per la protagonista. E la protagonista è lei, Francesca Morvillo, che grazie a Felice Cavallaro finalmente possiamo dire ha una sua identità. Finora abbiamo sentito parlare di Francesca come la moglie di Giovanni Falcone. Il libro, invece, come scrive Stefania Auci, è un ritratto intenso e commovente di Francesca Morvillo. Francesca è il titolo del libro presentato nell'atrio del seminario di Agrigento, dove con l'autore Felice Cavallaro sono intervenuti il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti e il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, accolti dal vicario generale Don Giuseppe Cumpo. Il libro diventa un romanzo della vita di Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, un romanzo che racconta di un amore in tempo di guerra, appunto, l'odiosa guerra combattuta fino a quel giorno del 1992. Nelle pagine del libro ci sono le tappe principali della loro vita e c'è soprattutto lei, Francesca Morvillo, al centro della scena, come è giusto che sia, e bisogna ringraziare davvero Felice Cavallaro per avere riscattato la sua figura. Cavallaro, lo ricordiamo, 10 anni fa ha ideato la Strada degli Scrittori, e ieri, assieme al Museo Diocesano, ha organizzato l'evento coordinato dalla giornalista Alessandra Turrisi. Con il direttore di Avvenire noi abbiamo parlato di guerra, ma anche di una eventuale crisi di governo in questo momento. Interessante e chiare le sue risposte. Un titolo così diretto, Francesca Morvillo oggi diventa la protagonista principale grazie a Cavallaro, è un riscatto, possiamo dire. Penso di aver colmato una lacuna complessiva perché tanti di noi hanno sempre ricordato Falcone, Borsellino, le altre vittime di mafia, giustamente, però su Francesca Morvillo non si è mai accesa l'attenzione dovuta e vi assicuro che conoscendo e avendo scandagliato la vita di Francesca Morvillo ho capito che non può essere considerata soltanto la moglie di Giovanni Falcone, che è già una grande cosa, ma lei ha una sua professionalità che mette al servizio
dei bambini, dei minori, poi diventa sempre più consapevole e nella vita, nella storia d'amore con Giovanni Falcone si avvicina ai temi forti di questa città dove lo stesso amore viene soffocato da una sequenza inimmaginabile di lutti, di atrocità, e lei incamera tutto questo cogliendo il dolore delle donne di Palermo, delle donne della Sicilia, quelle che soffrono, che si ritrovano senza figli, senza mariti, e in queste donne spesso rivede l'impossibile orrore che potrebbe provare la madre, la signora Lina, in questo rapporto simbiotico fra madre e figlia, ed è il terrore che povera donna Lina provò poi il 23 maggio del 92, finendo i suoi giorni pensando alla sua Francesca. Un'idea piena di affetto, ha detto il fratello, il libro. Sì, io ho potuto scrivere questa storia, come dire, entrando nel personaggio di Francesca Morvillo, sia perché l'ho conosciuta da ragazzo, quindi l'ho frequentata, ma non avrei potuto farlo così se non avessi avuto il supporto nel raccontare tanti aneddoti da parte di tanti amici, di tante persone che sono state vicine, che l'hanno conosciuta, ma soprattutto del fratello Alfredo Morvillo e della moglie di Alfredo Morvillo, Anna Gentile, la cognata, che conserva oggi per esempio una spilla che a Francesca fu donata dalla mamma di Emanuela Setti Carraro, cioè la giovane moglie di Carlo Alberto della Chiesa che muore, e la mamma di Emanuela Setti Carraro si ritrova questa spilla come un reperto, come un cimelio, come un ricordo, e decide di donarla a Francesca. È profondo quello che legava Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, raccontato nel libro di Cavallaro. Sì, è un libro che aiuta a vedere il lato umano di persone che consideriamo quasi solo degli eroi, inavvicinabili, inarrivabili, nella loro umanità, nella loro debolezza, nella loro capacità d'amore anche quotidiano e controcorrente. E credo che sia una lettura bella per come è scritto e utile per come è costruito. Ecco, direttore, pandemia e guerra, quali prove ci attendono? Ci attendono prove dure, perché questa è una guerra che è stata alimentata e viene ancora alimentata con armi e parole, e costruendo una separazione dei mondi che rischia di non cambiare in meglio la brutta globalizzazione che abbiamo costruito, ma di romperla semplicemente riprecipitandoci in una logica della guerra dei blocchi. Venendo qui ho sentito di venti di crisi di governo, direttore, io le chiedo, una crisi adesso cosa comporterebbe? Come tutte le crisi comporterebbe uno sconquasso, anche se in Italia gli sconquassi non sono mai definitivi, in qualche modo una rete di sicurezza intorno al governo si è creata per la secessione parlamentare di una parte dei gruppi del partito di maggioranza relativa, quello che era il partito di maggioranza relativa, il Movimento 5 Stelle, quindi i numeri potrebbero esserci, dovrebbe nascere un Draghi secondo, non sarebbe un bello spettacolo, perché dopo la Francia zoppata di Macron, l'Inghilterra che non è più Europa ma è Unione Europea, però è un protagonista della crisi, di Boris Johnson azzoppatissimo, se anche l'Italia si mette a claudicare la dice lunga sulla condizione nella quale ci troviamo. Recentemente lei ha detto guerra più guerra non fa pace. È così, e ho detto anche che gli eroi sono quelli che non ammazzano, ma quelli che curano, quelli che contraddicono la logica della guerra secondo un'altra logica che non contempla la violenza. La storia di un amore in tempo di guerra è il libro di questa sera, ma la storia di cui si parla è un'altra storia. È una meraviglia questo libro perché ci consegna la storia di una donna che ha profondamente amato un magistrato, e un magistrato che si è inventato di tutto per rincorrere questa donna. E allora per la prima volta un grande giornalista ci consegna non il mito del grande magistrato, ma l'umanità, la voglia di amare, di costruire, e ci consegna una donna brava, coraggiosa, molto umile. Però riscoprendo un pochettino la vita della Morvillo, si scopre che lei, prima del ruolo del magistrato, faceva dopo scuola i ragazzi dei quartieri più poveri.
quando è stato magistrato dei minorenni si è battuto proprio anche per difendere e per cercare di inventarsi delle strade alternative ai ragazzi che appartenevano alle famiglie criminali mafiose. Credo che sia stata lei in questo senso a realizzare già con i suoi provvedimenti, con i suoi interventi, con le sue modalità, quello che oggi chiamiamo liberi di scegliere, cioè un progetto per stanare i ragazzi e per offrire loro altre opportunità. È una storia dove si trova molta umanità, dei bei gesti. Continua il master di scrittura della Strada degli Scrittori, quest'anno dedicato alle parole della sostenibilità. Vediamo. Sono onoratissimo di essere qui al master della Strada degli Scrittori, organizzato anche dalla Treccani, è giusto dirlo, sottolinearlo, in un momento importante per la nostra città in cui ci apprestiamo a entrare nel lagone delle città capitali della cultura per il 2025, per cui il collegamento tra le varie componenti culturali, artistiche, civili in qualche modo della città e della provincia sono sicuramente quella sinergia che serve per dare una marcia in più al nostro territorio e renderlo protagonista come merita. Essere dunque qui presente oggi ha questo proprio il significato di una testimonianza, di una grande gratificazione, perché naturalmente ringrazio il dottor Felice Cavallaro per avermi coinvolto e tutti voi del Master della Strada degli Scrittori, e soprattutto questa bellissima aula gremita da giovani e meno giovani. Sì, la cooperazione soprattutto oggi ne abbiamo parlato in termini di sostenibilità, perché il Master è sulla sostenibilità. La parola sostenibilità si coniuga benissimo con la parola cooperazione, che vuol dire fare insieme delle cose per un obiettivo comune. Oggi abbiamo visto come l'Agenda 2030, sugli obiettivi dell'Agenda 2030, la parola cooperazione è sempre coniugabile, anzi è lo strumento forse migliore di tutti, così come uno strumento eccellente per lo sviluppo del territorio in termini turistici, in termini di beni culturali e in termini soprattutto di coinvolgimento e di engagement della popolazione, perché è fondamentale nel turismo dare un'offerta che sia il più possibile anche vissuta, diciamo, in qualche modo dalla popolazione locale, perché oggi chi viene in un territorio vuole vivere un'esperienza, quindi ha bisogno non solo di vedere cose belle, ma di vederle anche con delle belle persone. Presentata in conferenza stampa la 6ª edizione del premio Carchinos, il riconoscimento che premia le eccellenze agrigentine che si sono distinte in diversi ambiti professionali e umani. La cerimonia di consegna targata 2022 si svolgerà sabato prossimo 16 luglio alle ore 21 al Tempio di Giunone con ingresso gratuito. Premio speciale quest'anno all'imprenditore Totò Moncada, scomparso prematuramente. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani presso la sede del Parco della Valle dei Templi per la presentazione del premio Carchinos 2022. Questi i nomi dei vincitori. La serata di gala si svolgerà il prossimo 16 luglio alle ore 21 al Tempio di Giunone. Le eccellenze agrigentine premiate sono Carmelo Falco per la categoria Scienze, astrologo apprezzato oltreoceano, cui è stato intitolato un pianeta minore del Sistema Solare. Il premio verrà assegnato per le sue attività divulgative e le ricerche scientifiche. Altro premio è Gloria Peritore per lo sport e per il premio Totò Moncada, campionessa italiana di kickbox, campionessa mondiale di octagon, combattente professionista. Quindi al critico agrigentino Beniamino Biondi per la categoria cultura, che si è reso promotore di numerose iniziative culturali sul nostro territorio. Rappresenta un'eccellenza che con la sua passione ha portato avanti eccellenti risultati della sua attività, arricchendo la nostra Agrigento. Altro premio va a Stefano D'Alessandro e Romina Cardella per la categoria resilienza. Sono un medico chirurgo e un'infermiera rimasti operativi con grande abnegazione e coraggio al servizio della collettività, in prima linea nella lotta contro la pandemia da Covid-19. Quindi all'attore Domenico Centamore, categoria identità siciliana, che nei panni di Piccionello, protagonista di Macari, e in tanti altri personaggi davvero caratteristici, rappresenta la Sicilia con tutte le sue sfaccettature. Insomma, un siciliano doc dentro e fuori, nei modi e nella mentalità. Altro premio va al colonnello Vittorio Stingo, Arma dei Carabinieri, un premio speciale per la legalità, per l'encomiabile impegno
a favore della comunità agrigentina. Il colonnello Stingo, insieme ai suoi uomini in prima linea in diverse operazioni, hanno evidenziato le doti umane di coraggio ed empatia. Vittorio Stingo ha alimentato la cultura della legalità nel territorio agrigentino. Il premio importante è un appuntamento molto sentito dalla città, un qualcosa che viene attesa, proprio perché il premio è nato bene e continua a marciare bene, scevro da ogni condizionamento politico, sociale o di quant'altro. Il premio viaggia sui binari della onestà intellettuale, questo che lo rende grande, oltre a un team favoloso che ogni anno fa le umane e le divine cose per renderlo sempre migliore rispetto agli altri anni. Quest'anno è importante il tema della pace, in un momento in cui un popolo sta per essere sterminato veramente dalla guerra, importante perché stiamo uscendo dalla pandemia, quindi diamo un premio a 2 operatori sanitari in rappresentanza ai medici e gli infermieri di tutta Italia, ed infine la grossa novità è che onoreremo da quest'anno in poi la memoria di Totò Moncada, quest'anno nel settore dello sport, che è stato un grande agrigentino che tanto ha dato alla nostra città. Francesco Novara, un impegno continuo, costante per le sue competenze. Ma assolutamente sì, è un piacere perché lo scopo del premio è quello di portare alla luce le tantissime eccellenze presenti nel nostro territorio e perché no far cambiare un pochino idea sulla nostra città e vederla una volta tanto in positivo, vederla come un'eccellenza a sua volta. Quindi l'impegno è fortemente ripagato dal successo che ogni anno riscuote il premio e dal messaggio che regolarmente passa, che è quello della positività e dell'eccellenza del nostro territorio. Giorno 16, prossimo, ed è stato per me un onore aprire questa giornata, portare saluti del direttore, l'architetto Roberto Sciarratta, che non è potuto essere presente, per un premio che, come dicevo poc'anzi, è ambizioso, mira a crescere, alla 6ª edizione, ancora è un ragazzo, esce dalla fanciullezza, però è un ragazzo che ha le gambe forti e le spalle larghe, e quindi l'augurio per questo premio è che possa continuare a crescere sempre di più e a consolidarsi nel territorio e a diventare anche un punto di riferimento valoriale per la comunità agrigentina. Interrogazione a firma del deputato Elvira Amata sull'ospedale di Milazzo, eccessivi carichi di lavoro e 11 infermieri in malattia. Vediamo. Eccessivi carichi di lavoro per il pronto soccorso dell'ospedale Giuseppe Fogliani di Milazzo, che da quando il Cutroni Zod di Barcellona Pozzo di Gotto è stato riconvertito in ospedale Covid, compreso il pronto soccorso, si è caricato tutte le attività e le prestazioni di emergenza anche dei cittadini dell'area dei Nebrodi, con l'intera utenza che si è dovuta spostare al Fogliani. La qualcosa ha fatto e sta facendo emergere una serie di criticità di gestione delle emergenze anche a causa del sottodimensionamento del personale in servizio. La denuncia è di Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars, che ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della regione Nello Musumeci e all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. La situazione rischia di diventare non più gestibile anche a causa dell'improvvisa malattia che ha colpito contemporaneamente ben 11 infermieri in servizio al pronto soccorso del presidio di Milazzo, aggiunge Amata. Adesso, nel tentativo di porre rimedio alla situazione creatasi al Giuseppe Fogliani, sembrerebbe che si stia pensando di assegnare temporaneamente allo stesso pronto soccorso gli infermieri dell'ospedale Barcellona Pozzo di Gotto. I provvedimenti assunti dall'ASP Messina, sottolinea Amata, alla luce dei fatti non sembrano ispirati alla corretta e funzionale gestione delle risorse in modo da consentire la regolare erogazione delle prestazioni ai presidi ospedalieri interessati. Inoltre, gli effetti prodotti da questi provvedimenti contribuiscono ad alimentare le voci secondo le quali vi sia, in previsione, la chiusura del Cutroni Zod di Barcellona Pozzo di Gotto. Pertanto vogliamo sapere quali interventi urgenti si intenda porre in essere per garantire il corretto funzionamento del pronto soccorso dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e di quello di Milazzo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.